Buonasera a tutti. Buonasera. E benvenuti all'Arsenale per questa giornata, devo dire molto molto speciale. L'Arsenale quest'anno raggiunge, come sapete, 35 anni di storia. Festeggiamo i 35 anni e siamo molto molto contenti che questi incontri, queste introduzioni a Palombella Rossa avvengano proprio in quest'anno. Io sono emozionato e contento di introdurre sono anche calmo. Di introdurre in una sala che del cinema d'autore ha fatto la sua storia, l'autore del cinema italiano, Nanni Moretti, che viene qui a Pisa a introdurre la versione restaurato, il primo film che viene restaurato del cinema di Nanni Moretti, Palombella Rossa, restaurato dalla Cineteca Nazionale sotto la guida di Nanni Moretti, presentato in anteprima nazionale al Festival di Torino, poi a Visioni Italiane a Bologna e arriva qui all'Arsenale di Pisa. Nanni Moretti, a cui cedo la parola subito per introdurre la proiezione. Sì, prima che mi dimentichi, dopo la proiezione non ci sarà un dibattito, non perché io non ami i dibattiti, li faccio sia come regista sia come conduttore nella mia sala cinematografica a Roma. Non ci sarà perché insomma mi fa un po' impressione poi fare un dibattito su un film che ho fatto quasi 30 anni fa. E come mi ha fatto impressione quando la Cineteca Nazionale mi ha detto vorremmo restaurare un tuo film, non mi ero accorto che era passato tanto tempo e che i miei film primi avessero di già bisogno di un restauro. In un primissimo, questo è un film tutto ambientato all'interno e ai bordi di una piscina. In un primissimo momento avevo scritto un soggetto, non ancora una sceneggiatura, un soggetto il cui protagonista era un comunista in crisi, e tutto ambientato in una sala cinematografica. Poi ero venuto a sapere che ben 4 film si stavano girando in Italia, tutti ambientati in una sala cinematografica. Uno era un film del terrore che si chiamava Mr. Rorret, poi c'era un film di Odorisio che si chiamava Via Paradiso, poi c'era Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore e Splendor di Scola con Mastroianni e Troisi. Ecco, non c'era bisogno di un quinto film nella stessa stagione ambientato dentro una sala. Quindi misi da parte l'ambientazione, non lo spirito del film, e scrissi un film tutto ambientato dentro una piscina. La pallanuoto è stata una mia grande passione, ho giocato anche in Serie A da ragazzo e in nazionale giovanile. Poi è successa una cosa strana, a 17 anni, quando insomma, se avessi insistito avrei avuto molte soddisfazioni. A 17 anni interruppi, non lo so, mi sembrava di annoiarmi, non trovavo più le motivazioni per continuare. Poi però, siccome evidentemente era una passione forte, verso i 22 anni ricominciai a giocare. E se da ragazzo giocavo in Serie A, poi invece quando ho ripreso giocavo in Serie C. Però questa pallanuoto che faceva parte della mia vita non riuscivo mai a metterla dentro un film. Non so, in Bianca ero un professore di liceo, non riuscivo a pensare a un professore di liceo però fa anche pallanuoto. Che c'entrano le due cose? Nella Messa è finita era un prete pallanotista. No, ecco, quindi alla fine dico vabbè, parto proprio dalla pallanuoto, e così ho fatto. La partita si svolge in trasferta. Avrei potuto far risparmiare alla mia casa di produzione, è il primo mio film che la mia casa di produzione produce,
e avrei potuto far risparmiare tanti soldi se l'avessi girato in una piscina di Roma. Invece l'ho girato ad Acireale, tra Messina e Catania. E perché l'ho girato fuori? Perché volevo che questa partita decisiva per questo comunista che non si ricorda più chi è, volevo che questa partita avvenisse in trasferta. Volevo che ci fosse un'andata e un ritorno, ma soprattutto volevo che ci fosse un pubblico ostile, un pubblico contro. Ecco, e quindi doveva essere una partita appunto fatta in trasferta e al mio scenografo feci fare sopralluoghi dalla Campania alla Liguria, alla Puglia, alla Calabria, alla Sicilia e poi scegliemmo Acireale. Però la piscina che vedete con quei colori pastello, i solarium sulle tribune, la tribunetta dell'arbitro, un murales, sono tutti interventi scenografici. Cioè ho usato quella piscina come un set, come un teatro di posa. Ecco. Abbiamo fatto i colori e il tono e anche la forma delle tribune intorno è tutto deciso da me e dal mio scenografo con cui ho fatto tanti film. A un certo punto del film io sto vedendo al bar della piscina, anche quello fatto da noi, sto vedendo Il dottor Zivago, il film hollywoodiano tratto dal libro di Pasternak che mi sembra Feltrinelli lo pubblicò per la prima volta nel mondo 60 anni fa, esatti. Ecco, durante la sceneggiatura io volevo trovare per la televisione il televisore del bar un film che fosse insieme d'amore e di politica. Ero indeciso tra Come eravamo e il dottor Zivago, poi alla fine per fortuna, perché poi ha un ruolo importante nel film, per fortuna scelsi il dottor Zivago. Ecco, io in questa scena sto guardando il dottor Zivago e a un certo punto alzo il pugno chiuso. Ecco, siccome non sono stato volutamente, non sono stato sufficientemente chiaro come regista o come attore per non essere troppo didascalico, ecco, però ora voglio ricordarvi che quel pugno chiuso assolutamente non è qualcosa di politico o tantomeno di ideologico. Per carità, insomma, il film è ambientato nell'Unione Sovietica, a cui io non ho mai guardato come un modello. No, è un pugno chiuso fatto per amore nei confronti dell'attrice che interpretava Lara, Julie Christie, ecco, che è sempre stata un'attrice così che ho amato come spettatore e oltretutto pochissimi anni fa l'ho vista oltre 50 anni dopo Il dottor Zivago, l'ho vista in un film di Robert Redford, mi pare che in Italia si chiamasse Le regole del silenzio. Ecco. Quindi ecco, questo pugno chiuso, io come regista non ho voluto essere troppo diretto, però insomma è fatto per passione nei confronti di quell'attrice. A un certo punto, insomma, magari alcuni di voi già l'hanno visto il film, anche se forse non al cinema, e a un certo punto, quindi non è che rovino troppo raccontandolo, insomma, a una giornalista che usa un linguaggio così che mi irrita un po' troppo, io do uno schiaffo. Ecco, mi ricordo che durante le prove, insomma, naturalmente si prova sempre prima di girare. Poi l'operatore venne da me e mi disse: ma guarda Nanni, si vede che stai facendo finta di dargli uno schiaffo. Dico, non preoccuparti, stiamo facendo le prove.
Ecco, e poi invece quando abbiamo girato, io non giro mai pochi Chuck, e quindi insomma non ho fatto finta, infatti insomma, si vede proprio in diretta la guancia di questa povera attrice che diventa subito rossa. Ecco, lei è stata molto professionale e dignitosa, poi alla fine di quella scena è andata nei camerini che altro non erano che gli spogliatoi della piscina ed è, poverina, insomma, scoppiata a piangere. Ecco. Però il direttore di produzione aveva così previsto un po' questo epilogo e quindi era andato a comprare nella migliore pasticceria di Acireale, insomma, alcune pastarelle. Ecco, è un film assolutamente non realistico. Infatti, ecco, spesso le mie esperienze di spettatore hanno influenzato le mie scelte di regista. Spesso il mio, tra virgolette, lavoro di spettatore ha influenzato il mio lavoro di regista. All'inizio, da ragazzo, cercavo, forse la trovavo una cosa di cattivo gusto, di non emozionarmi al cinema, ero più attento alla perfezione alla perfezione formale di un film, al suo rigore. Poi quando cercavo di riportarlo nei miei film, magari quel rigore diventava rigidità. Ecco, però non mi lasciavo coinvolgere troppo, ecco, pensavo fosse sbagliato. E così anche come regista, così ero meno attento, ecco, alla storia, all'intreccio, alla trama, ero più attento così ad architettare un po' il film, a un rigore sequenza per sequenza. Ecco, poi invece da un certo momento in poi ho presente un cinema che ora è chiuso, che si chiamava Empire, e ho presente un film, La femme d'à côté di Truffaut, in italiano La signora della porta accanto. Gli era andato peggio come titolo tanti anni prima a Truffaut a Domicile coniugal, che in Italia si chiamava Non drammatizziamo, è solo questione di corna. Vabbè, traduzioni un po' libere. Ecco, nell'81, mi pare fosse l'81, vedevo questo film, per fortuna cominciavo a non leggere più le recensioni prima di vedere un film, perché prima da ragazzo mi informavo prima di vedere un film, perché insomma non pensavo cambiasse molto se io così insomma sapevo già tutto del film prima di vederlo. Mentre invece per fortuna cominciavo a non leggere più le recensioni, e alla fine di quel film, mi dispiace se rovino la sorpresa a qualcuno di voi, alla fine di quel film che finisce con un omicidio-suicidio, ecco, restai incollato alla poltrona per qualche minuto, perché fu una cosa che mi colpì molto, mi emozionò molto, anche perché, ripeto, come ho detto, non sapevo nulla di quel film, non avevo letto nulla. Ecco, allora come spettatore cominciai a emozionarmi, a essere più coinvolto. Allora anche come regista cercai di dare più importanza all'intreccio, alla trama, ai sentimenti, perché no, al coinvolgimento dello spettatore. E quindi chiamai uno sceneggiatore a lavorare con me per la scrittura di Bianca e della Messa è finita. Ecco, però ancora una volta il lavoro di spettatore, lavoro tra virgolette, che influenza il mio lavoro di regista, nella seconda metà degli anni '80, insomma, notai che c'era come un ritorno dell'importanza della sceneggiatura, un ritorno giusto, però in maniera un po' accademica. Insomma, tanti sceneggiatori e giovani registi erano contenti
di raccontare benino storie che erano state raccontate molto meglio 20-30 anni prima. Insomma, c'era un po' una cosa di compitini ben fatti, essere contenti di raccontare in maniera assolutamente convenzionale una storia, ecco. E allora un po' per reazione pensai, va bene, io penso di aver dimostrato a me stesso, forse agli altri, che un film classico sono capace di farlo. Bianca, ma soprattutto La messa è finita. Ecco, voglio raccontare la crisi di un comunista, non la voglio raccontare nel solito modo realistico, uno che si sveglia la mattina col mal di testa, cerca sul comodino gli Optalidon, poi a malapena saluta la moglie, perché le crisi politiche vanno sempre di pari passo con le crisi esistenziali e familiari, prende la sua automobile, magari fotogenica, la Volkswagen Maggiolino, va fuori Roma in una sezione del PC dove ci sono compagni anziani, tanto generosi ma un po' ottusi, la sezione è piena di fumo, allora si fumava ancora nei locali pubblici, lui è lì un po' annoiato del suo lavoro, poi torna verso Roma a un bar, telefona alla moglie, ci sono dei punk, però non è male, forse me la devo perché no? Forse me la devo segnare questo soggetto, ora poi me lo segno. Ecco, c'è un jukebox, scusate, tenete più bassa quella musica, cara, noi due stiamo insieme solo per abitudine, siamo due estranei l'uno per l'altra. Ecco, non mi andava di fare il solito film sulla solita crisi del solito militante di sinistra. Volevo così raccontare questo sentimento in maniera narrativamente più libera. Ecco, voi vedrete che insomma a un certo punto io comincio insomma, durante una tribuna politica, comincio a cantare, poi il film ritorna nella piscina perché quello era un flashback, tutto il pubblico, 300 comparse di Acireale che alle 4 del mattino urlavano Moretti, Moretti, vogliamo lì Cornetti, perché il film è per metà di giorno, per metà di notte, la notte si girava dalle 18 alle 5 del mattino. Ecco, insomma, quindi poi si mette a cantare pure il pubblico. Spiegare razionalmente queste scelte, non so, non riesco a spiegarle. A un certo punto spunta una figlia, Asia Argento, che allora aveva, mi sembra, 13 anni. Sua madre, la mia moglie, la mia compagna è morta, siamo separati. Non lo so, un altro sceneggiatore, è per questo che Palombella Rossa, dopo 2 esperienze scritte insieme a Sandro Petraglia, l'ho scritto da solo. Un altro sceneggiatore avrebbe spiegato, avrebbe raccontato che io ero separato, ero vedovo e poi la figlia ne avrebbe parlato. No, insomma, io salto a pie pari molti passaggi e razionalmente non so nemmeno come spiegarveli bene. A un certo punto mi andava di far cantare il pubblico una canzone e l'ho fatta cantare. Ecco. Così, il film uscì nel settembre 89. Mi ricordo che un giovane critico del Partito Comunista, tra parentesi anche intelligente, scrisse: vabbè, ma questo è un film vecchio, è un film non sul PC di oggi, il PC di Occhetto, è un film che parla del vecchio PC, del PC di Natta. Oggi noi nell'89 non abbiamo assolutamente problemi e crisi di identità. Settembre 89. Dopo 2 mesi crolla il muro di Berlino e crolla il PC e
non rimane più niente. Ecco, va bene, alle volte si ha la fortuna di arrivare prima con i propri libri, con i propri film. E quella è stata forse la prima di una serie, ma questa Sì, è un'altra storia, se un'altra vogliamo. storia. Comunque, alla fine, se qualcuno vuole fare una fotografia o vuole una firma, io sarò qui. Grazie. Buonasera.